sono venuta a conoscenza di MOT dal mio fidanzato Jacopo, che ha corso l'anno scorso ed è arrivato secondo. La prima cosa che mi ha detto quando ha finito la gara è stata: io ci tornerei. Devo dire che partecipavo stando seduta su una scrivania, però guardando anche le foto pensavo: questo posto è proprio bello, mi piacerebbe anche a me provare questa esperienza. Il mio approccio alla gara era di partire conservativa. Siccome era la prima volta che facevo gara a tappe, non sapevo come sarebbe stato ripartire ogni giorno con una gara da 40-50 km. In realtà non è andata così. La prima tappa è stata principalmente collinare e boschiva, molto saliscendi corribile, una tappa a me adatta. 19, prima posizione femminile, suona la campana in questo momento, complimenti. Tra una tappa e l'altra, secondo me c'è stato un lavoro immenso dei volontari. Veramente noi atleti non dovevamo pensare a nulla, dovevi solo pensare: ok, docciarmi e mangiare al posto a parte, e poi dopo loro ti portavano in struttura. Alla fine di ogni tappa c'erano i massaggiatori poi all'arrivo, e quindi ovviamente tutto questo ha aiutato. Il momento più difficile che ho vissuto in questi 3 giorni penso che sia stato il secondo giorno, perché sapevo che era una tappa di montagna e in cui io non sono particolarmente portata. Ero preoccupata perché il giorno prima avevo spinto parecchio e non sapevo se avrei gestito bene il dislivello. Soprattutto la prima salita l'ho sofferta un bel po', anche perché ero assieme alla seconda. Bravissima, la prima concorrente femminile, il pettorale 19, quello di Marta Cunico, abbracciata da Jacopo Zuppellato, il suo compagno. Il rapporto con i miei avversari non è stato un rapporto come ci si può aspettare in una classica gara, ecco. Non era una gara contro gli altri, era veramente una gara contro la propria fatica e contro se stessi. È anche bello stare assieme, creare un legame e poter scambiare una chiacchiera con persone che alla fine dopo 2 o 3 giorni conosci. Devo dire che le strutture sono molto caratteristiche, a parte che ci sono questi borghetti di pietra che sono veramente dei gioiellini e le strutture hanno tutte una personalità loro. Buona serata. Ciao! Il suo cuore e dopo, nel terzo tempo. Anche questa di oggi è stata molto in quota, devo dire che è stata veramente panoramica, bella. 3 salite, per fortuna non particolarmente dure secondo me. All'arrivo finale ero felicissima, perché comunque fare 3 giorni di corsa, tra l'altro di tappe belle lunghe, fisicamente è provante ma anche mentalmente, perché devi sempre essere concentrata. Quando mi hanno dato la bandiera occitana e della Valle Maira è stata un'emozione, quasi mi sentivo di non meritarmela. È stata veramente un'emozione grande, sono stata proprio felice e erano tutti lì a congratularsi. Devo dire che è stato proprio come essere quasi nel mio paese. Quest'estate mi ero allenata bene per riuscire a finirla e stare bene. Comunque avevo visto sul sito che le 3 tappe prese singolarmente erano a me congeniali. Non sapevo come sarebbe andata a farle una di seguito all'altra e come le avrei gestite, se avrei avuto tante crisi, e quindi in realtà sono felicissima di aver vinto. Sono grata a Ski Alpert di avermi scelta, perché queste opportunità non ce le hai spesso. È anche bello poter raccontare qualcosa che hai provato personalmente e magari invogliare qualcun altro a visitare questi posti. Veramente è un'esperienza che consiglierei a tutti, perché questo posto è speciale, ha una sua personalità che è difficile trovare in altre parti, e anche la gara è sentita e si sente e si vede.